Bollicine Wine Experience 2019, siamo a Colzé di Montegalda, Vicenza, e qui insieme con noi abbiamo un personaggio che ha appena ritirato, come vedete, un trofeo. Presidente, di che trofeo si tratta? È nato come un gioco, ma la possibilità, di trasformare l'apertura alla sabrage di uno spumante è diventata occasione per mettere in gioco tanti ragazzi che fanno già parte del gruppo di servizi e quindi aggiungere qualcosa di più, a quella capacità che già hanno messo in luce in questi anni all'interno del lavoro del gruppo di servizi. Qui non a caso c'è Emanuela Pregnolato, AS Rovigo. Perché, Emanuela, questa casualità che tu sei presente? Chi c'è qui di fianco a te? Perché abbiamo il piacere oggi di premiare un rodigino. Quindi abbiamo con noi Angelo Bernardinelli che si è aggiudicato il primo premio oggi. È stata anche una bellissima gara perché erano tutti bravissimi, tra l'altro hanno dato sfoggio tutti di una grande eleganza, ma Angelo ce l'ha fatta su tutti, quindi complimenti ad Angelo. Grazie. Bravissimo. Avevo voglia di mettermi alla prova perché non ho mai fatto un concorso, questo è proprio il primissimo e secondo me era un bel piccolo passetto per arrivare, no, nel mondo dei concorsi, e sicuramente presto ci sarà il prossimo e quindi avanti per la strada dei concorsi, ecco, questo mi piacerebbe molto. Un modo di aprire una bottiglia molto scenografico, anche un po' dai nostri tempi in cui amiamo, esternare tutte le nostre bravure e tutte le nostre anche simpatie, perché è un metodo anche per stare in compagnia, no? Ma insomma, la bollicina si sa serve per brindare, serve per le grandi occasioni, non si brinda con l'acqua, no? Si brinda col vino e ancora di più con le bollicine. È sicuramente un gesto anche rituale, bellissimo da vedere, che si inserisce bene in un momento di festa, in un momento di celebrazione, sicuramente la sciabollatura. Sciabollatura, appunto, festa, però anche, come diceva prima Vladimiro, grande sicurezza, e quindi questo vi ho visto sempre che lo rimarcavate in tutte le vostre prove. Sì, penso che sia una tecnica che bisogna un po' starci attenti, che non è sicuramente un gioco perché il vetro taglia e quindi bisogna essere sicuri di avere la sicurezza del pubblico, di te e di questa tecnica, bisogna avere padronanza perché è un attimo farsi male. Presidente, chiudiamo con questa bella manifestazione di Ice Veneto organizzata dall'Ice di Vicenza, una nuova location che si è rivelata vincente. Montegalda ci ha accolti oggi in questo nuovo spazio, è stato un grande piacere portare qui tanti produttori del mondo dello spumante, nazionali e internazionali, il sole ci ha aiutato dopo mesi tanto piovosi, tanto lunatici, e finalmente la giornata si è aperta e la bollicina ha incontrato un po' questi favori, quindi siamo molto soddisfatti di quello che è successo qui oggi in questi spazi. Bene, continuate a seguirci perché io e Emanuela andremo a trovare qualche altro protagonista della giornata con altre informazioni su questa bella occasione di incontro.